Savciuc, il giovane che uccise nel Trevigiano l'ex fidanzata incinta. Per il giovane non è stato concesso nessuno sconto di pena. Dalla Spagna a Padova per essere distribuiti in varie province del Veneto, soprattutto a minorenni. I carabinieri di Venezia hanno smantellato una banda di trafficanti di droga. La bozza dell'autonomia stasera arriverà in Consiglio dei Ministri e l'annuncio del Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani. Lezione bloccata questa mattina a Venezia con un'azione di protesta degli studenti del collettivo nell'aula magna di Cadolfin. Il rettore sono degli incivili. Dopo l'inaugurazione dell'intersezione a pochi passi dal Palasport a Tagliaccio non sono mancate le polemiche da parte del comitato. Manca il raccordo dei percorsi ciclopedonali. Non solo più auto e maggiori controlli nelle ore notturne, ora per la Polizia Municipale arriverà una nuova sede operativa e sarà a Marghera, in una delle zone più critiche sul fronte sicurezza. La festa della Madonna della Salute che come tradizione ricorre domani con i segreti dell'omonima basilica svelati dall'esperto in tradizioni veneziane. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la cronaca con l'operazione dei Carabinieri di Venezia che hanno smantellato una banda di trafficanti di droga che dalla Spagna arrivava a Padova per essere poi distribuita in varie province venete destinata a giovani e giovanissimi. Operazione Indoor, un anno di indagine da aprile 2017 ad aprile 2018 che ha portato i Carabinieri di Venezia ad arrestare 20 persone su 41 indagati, di cui 3 in carcere, 9 ai domiciliari e 6 con obbligo di dimora per traffico internazionale di stupefacenti in concorso. 10 italiani e 10 di origine moldava, ucraina e albanese. Un'operazione che praticamente ci ha consentito di debellare, di sgominare un gruppo criminale che importava quantitativi di sostanza stupefacente, sia marijuana che hashish, nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Tutto il Triveneto praticamente veniva rifornito attraverso 2 canali di approvvigionamento che facevano riferimento alla Spagna. In Spagna infatti la produzione era considerata di alto livello. Da Almeria a Malaga poi lo stupefacente veniva dirottato tramite autobus nel Padovano. Tutto è partito da sequestri di marijuana effettuati anche nei pressi delle scuole dalla polizia locale di Mira, che è stato fondamentale, e dai carabinieri della tenenza locale. La cosa che ci ha più allarmato, preoccupato, e diciamo che per dare il giusto merito da dove è partita l'indagine, diciamo che la segnalazione è venuta dalla polizia locale di Mira, che ci ha offerto una grande collaborazione, una grande sinergia, e da lì noi l'abbiamo sviluppata. Nel corso degli arresti eseguiti all'alba anche in Austria e Spagna, oltre che nelle province venete interessate, sono stati sequestrati circa 40 kg di stupefacente, a fronte dei 200 intercettati nel corso delle indagini. È stato eseguito anche il sequestro preventivo, misura che si sta rivelando sempre più efficace. Un rilevante risultato anche con il sequestro per equivalente di beni, cioè questa grossa batosta che gli diamo dal punto di vista patrimoniale, che forse è veramente la parte più significativa di questa operazione. Un'operazione che consentirà di togliere a queste persone, complessivamente sono 41 gli indagati, quasi 1 milione di euro perché è stato quantificato sostanzialmente per ognuno di loro quanta sostanza stupefacente hanno venduto e quindi per lo stesso importo dovranno restituire allo Stato. Diverse le modalità di approvvigionamento nel territorio veneto. Tra i tanti un 24enne di Selvazzano Dentro nel Padovano, residente nel Veneziano, non avendo la patente si riforniva di 5 o 6 kg di stupefacente alla volta per poi trasportarlo in taxi. In 6 mesi avrebbe avuto un utile stimato pari a 160.000 euro. E i complimenti ai carabinieri per questa operazione sono arrivati da più fronti, in primis dal governatore Zaia. Bravi i carabinieri, ho avuto le prime notizie stamattina, bravi, bella attività, insomma, come si dice, l'aria è cambiata, adesso vogliamo vedere sempre di più questi arresti, queste operazioni, queste retate, noi siamo per la legalità, male non fare, paura non avere. Un plauso ai carabinieri per questo brillante risultato è arrivato immediatamente dal governatore Zaia, ma non solo. Voglio fare il mio più sincero plauso alla Procura di Venezia e all'Arma dei Carabinieri che con il supporto delle altre forze dell'ordine, tra cui la nostra polizia locale, hanno portato a termine un'importante operazione antidroga. Sono state le parole del sindaco Brugnaro che ha aggiunto: continuiamo così a far pulizia in città.
Dal sindaco di Mira Marco Dori i complimenti invece alla polizia municipale. Evidenzio ha dichiarato anche l'importanza della prevenzione e dell'educazione oltre che del controllo sul territorio. Non possiamo che condannare severamente chi avvicina al mondo della droga ai nostri giovani, impegnandoci al massimo, ha concluso, in piena collaborazione con le forze dell'ordine nel monitoraggio del territorio per contrastare la criminalità. La politica, stasera Consiglio dei Ministri, sul tavolo il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani porterà la bozza dell'intesa sull'autonomia. Questa sera in Consiglio dei Ministri farò questo, chiederò ai colleghi, i colleghi che non hanno ancora dato un riscontro, che lo diano, perché i tempi ormai sono assolutamente certi e dobbiamo assolutamente arrivare a una conclusione. Il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani è pronta a portare alle 19:30 in Consiglio dei Ministri la bozza dell'intesa sull'autonomia. Intorno allo stesso tavolo quei ministri del Movimento 5 Stelle che avevano chiesto degli approfondimenti sul documento. È ora quindi di dare una risposta anche da parte di questi ministeri alla bozza di proposta. Sarà l'occasione dunque per un confronto e per ottenere quelle risposte non ancora arrivate. E la politica deve dare una risposta a quella legittima richiesta che è stata avanzata da milioni di cittadini in sede di referendum. Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiaro, l'autonomia si fa, ha chiarito il Ministro. Una proposta per l'intesa c'è, è già stata preparata, l'abbiamo già preparata insieme con il governatore ed è stata sottoposta a tutti i ministeri. Lezione bloccata questa mattina a Venezia con un'azione di protesta degli studenti del collettivo universitario LISC. È successo durante la conferenza La Marina Militare quale interprete degli interessi nazionali nell'attuale contesto geopolitico, nell'aula magna di Cadolfin, una delle sedi di Ca' Foscari. Nelle nostre aule, hanno spiegato gli attivisti, non può esserci spazio per nazionalismi, confini e armi fuori l'esercito dalle università. L'irruzione è l'ennesimo episodio di intolleranza e inciviltà di pochi, commenta il rettore Michele Bugliesi nei confronti delle decine di studenti che si sono iscritti alla conferenza con l'interesse di seguirla e a cui è stato impedito di partecipare. Quello a cui abbiamo assistito, continua oggi, è un atto di violenza che ha determinato un'interruzione di servizio pubblico nel nome di una libertà di espressione che evidentemente vale solo per loro. L'università, ha concluso il rettore, si riserva di intraprendere nei confronti dei responsabili tutte le azioni del caso nelle sedi opportune e di agire a tutela dell'interesse pubblico affinché episodi come questo non si ripetano più in futuro. La cronaca: uccise nel Trevigiano l'ex fidanzata Irina Baccale, incinta al 6° mese di gravidanza senza pietà. Oggi in aula Bunker a Mestre la conferma della condanna definitiva a 30 anni di reclusione per Mihail Savchuk. Bacal alza ripetutamente i pugni al cielo in segno di giustizia compiuta. Ha appena saputo che resterà 30 anni in carcere l'assassino di sua figlia Irina e del bimbo che portava in grembo. Oggi la conferma della condanna in aula Bunker a Mestre. Così i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Venezia hanno confermato la condanna decisa in primo grado per Mihail Savchuk, oggi 20enne moldavo, per il quale non è stato concesso nessuno sconto di pena. Sì. Motivi abietti, l'approfittamento delle circostanze di tempo, l'ora di notte, la posizione isolata, eccetera, lo stato di gravidanza della vittima, che è il movente profondo di tutta l'azione, insomma, liberarsi del bambino. Aveva 6 mesi il bimbo che portava in grembo Irina, 20 anni, anche lei moldava, uccisa il 19 marzo dell'anno scorso a Vittorio Veneto, strangolata e poi colpita in testa con una pietra, il corpo abbandonato in un bosco. Oggi in aula toccante l'arringa del legale della sua famiglia. La scienza dice che un feto in gravidanza dopo 2 mesi è completamente formato. Il feto che aveva Irina in grembo aveva 6 mesi. Io non dimenticherò mai le foto che ho visto dell'autopsia, perché quelle parlano, ripeto, più di 1000 parole. All'epoca dei fatti il killer confessò solo dopo qualche giorno e soltanto perché messo sotto pressione degli inquirenti. La sentenza di oggi ha confermato anche le provvisionali decise in primo grado, ovvero 200.000 euro per la mamma di Irina e 80.000 per la sorella Cristina. E se in aula oggi l'assassino ha fatto scena muta, per lui ha preso parola il suo legale che ha annunciato e ricorrerà in Cassazione. Sì, perché è proprio il disposto della legge che è assurdo, in quanto con l'abbreviato o danno 30 o devono dare 20, non è possibile dare una pena intermedia e quindi evidentemente hanno ritenuto di confermare.
E adesso le toccanti parole della mamma di Irina dopo la sentenza. Finalmente ha detto: giustizia è stata fatta per mia figlia. Yes, 30 anni a un criminale, assassino. Oh, sono contenta. Guarda, sono contenta. Grazie, Speriamo grazie. che le nostre anime si dà la pace. Grazie mille. Sono contenta. Grazie che ha fatto la giustizia bene. Grazie mille. Accoglie tra le lacrime la sentenza che condanna in secondo grado all'assassino della giovane figlia Irina, incinta al 6° mese di gravidanza. Galia, la mamma, in compagnia della sorella Tamara, che in quest'ultimo anno non l'ha mai lasciata sola, abbraccia e ringrazia tutti coloro che l'hanno seguito nel suo dramma anche in aula bunker, e piange per la figlia Irina. È un pianto di liberazione che arriva dopo un'attesa di oltre un'ora e mezza di camera di consiglio. Ringrazio tanto al giudice che ha fatto un bel lavoro. Ha fatto la giustizia per la mia figlia. Grazie. Grazie di cuore a tutti. Il suo è un pianto per una figlia che nessuno potrà mai restituirle, e un'innocente nipotina a cui il padre non ha neanche permesso potesse aprire gli occhi e venire alla luce. È dura per una mamma, è dura. Un dolore indicibile questo per un genitore che ha perso tragicamente un figlio, un dramma che nessun vocabolario al mondo ha saputo tradurre in una sola parola, al pari di quando si perde una persona cara, come un marito, una moglie o un genitore stesso, perché è un dolore contro natura, ci dice mamma Galia, raccontandoci chi fosse la povera Irina. Irina voleva fare la sua vita, voleva avere il suo lavoro, la sua famiglia. La Irina non pretendeva niente da me. Guarda che era una brava ragazza, una che si alzava dalla mattina, lei lavorava barista nel hotel Città di Conigliano, si alzava dalle 5 mesi solo che deve andare a lavorare per un po' di spiccioli, ma per lei era contenta, sai. Era contenta che lei si dedicava da fare. Voltiamo pagina. Dal 18 dicembre si trasformeranno in Frecciarossa gli attuali 4 Frecciargento da e per Venezia con l'aeroporto di Fiumicino. Lo specifica la compagnia ferroviaria, che annuncia anche 2 Frecciarossa in più tra il capoluogo lagunare e Milano. Confermate le 4 corse giornaliere con partenze da Venezia a Mestre, da Venezia a Santa Lucia e le 2 da Fiumicino aeroporto. Il Frecciarossa 1000 è annunciato in arrivo nel corso del 2019. Ieri abbiamo mostrato le immagini dell'inaugurazione dell'intersezione a pochi passi dal Palasport Tagliercio, ma non sono mancate le polemiche da parte del comitato. Mentre la presenza di molte autorità si inaugurava la nuova intersezione tra via Porto di Caverniago e via Martiri della Libertà, zona pericolosa e teatro di incidenti anche mortali, il comitato, che da sempre si è battuto perché fosse messa in sicurezza, ha voluto evidenziare alcuni aspetti. L'opera è stata fatta, è vero che è stata consegnata prima dei termini di bando, però dobbiamo anche ricordare una cosa, che il dicembre scorso fu proposto ai cittadini e alla municipalità di chiudere completamente l'incrocio che non era previsto nel bando e che avrebbero consegnato prima il servizio, quindi c'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo visto 20 operai, anche 20 operai sul cantiere, nei mesi estivi ce n'erano 2 e mai di sabato. Conte ha sottolineato poi un altro aspetto importante su cui bisogna intervenire. Manca il raccordo delle piste ciclabili, dei percorsi ciclopedonali da quelli uscenti dall'incrocio nuovo fatto da Veneto Strada, con il raccordo con i percorsi ciclopedonali del comune. L'assessore Boraso si è impegnato ad impegnare 200.000 euro nel prossimo bilancio, che dovrà essere votato fra un mese, per risolvere la situazione, perché lui sa che il problema c'è e era preso l'impegno a risolverlo. Noi abbiamo detto che ci contiamo, su questo valuteremo la sua affidabilità. Entro l'anno prossimo arriverà a Marghera una nuova sede operativa della Polizia Municipale. Non solo più auto e maggiori controlli nelle ore notturne, ora per la Polizia Municipale di Venezia arriverà una nuova sede operativa e sarà a Marghera, in una delle zone più critiche sul fronte della sicurezza.
Abbiamo inaugurato l'altro giorno 13 nuove auto, saranno le pattuglie serali e notturne con 40 nuovi vigili assunti dall'amministrazione comunale per un servizio serale notturno. Queste pattuglie, così come anche le unità cinofile che ormai sono conosciute in città per il loro importante lavoro, troveranno sede a Marghera, in via Cafasso, in una ex scuola abbandonata da tempo e che in qualche modo verrà riconvertita e riqualificata in un quartiere insomma difficile come quello di Marghera Sud Caimiliani. Questo per dare risposta ai cittadini che chiedono protezione e controlli sul territorio. Tra queste auto poi, nello specifico, 2 di queste pattuglie serali e notturne saranno destinate unicamente alla zona di Marghera, che in qualche modo ha alcuni problemi di natura legata allo spaccio o altri reati criminali, e su questo l'amministrazione comunale c'è, ci vorrà sempre essere per reprimerli, per sanzionare le persone che si comportano male e per riportare la tranquillità in tutti i quartieri della terraferma. Le tempistiche? Contiamo entro il prossimo anno di inaugurarla. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo con le altre notizie dal Veneziano, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare della festa della Madonna della Salute, che come da tradizione ricorre domani, con i segreti dell'omonima basilica svelati dall'esperto in tradizioni veneziane. La festa della Madonna della Salute, che si celebra ogni anno il 21 novembre, è con il Redentore la ricorrenza più sentita dai veneziani, quella con cui da 4 secoli l'intera comunità ringrazia la Madonna di aver salvato la città dalla pestilenza che stava per sterminarla. Pellegrinaggio diocesano che termina con la preghiera in basilica, i cui segreti ci vengono svelati dall'esperto in tradizioni veneziane. Quando che entri dentro in chiesa, intanto è fatta con i numeri della Cabala 8 e 11, ossia l'8 che vuol dire fede e l'11 che vuol dire forza, quindi forza della fede. Se voi altri guardate l'altar, sull'altar c'è 3 statue, c'è una donna giovane che si è rivolta verso la Madonna, col puteo in braccio che è a statua centrale, e un'altra figura, una vecchia, sdentata anche, che è nell'atto di fuggire. E ora, è a donna giovane, e a saria Venezia, che implora a Madonna di scacciare e a peste, ossia sta vecchia, brutta e sdentata, difatti a Venezia che è un modo di dire che sei brutta come a peste. Con la Basilica della Salute che guarda quella di San Marco, grazie alle icone della Madonna Nera. Ora, sto quadro che c'è qua e se guarda con gli occhi con è stesso quadro che c'è nella Basilica di San Marco. Domani festeggiamenti per la Madonna della Salute anche a Mestre, in via Torre Belfredo, via Spalti, con la rassegna Il Giardino Ritrovato. Torna a Mestre il Giardino Ritrovato, la rassegna per la festa della Madonna della Salute nel parco di via Torre Belfredo, in programma dal 21 al 24 novembre. 4 giorni di animazione per i bambini, artigianato locale, specialità gastronomiche come la castradina, musica e divertimento per rivivere le tradizioni di una volta in occasione di una delle festività più sentite in città. Quest'anno la vogliamo ripetere, la seconda appunto edizione della Madonna della Salute, diciamo rivista e ampliata nell'offerta delle manifestazioni che andiamo a offrire alla cittadinanza. Allestiti 14 gazebo, mentre 18, novità di quest'anno, troveranno posto in via Spalti, con la presentazione di attività commerciali e di volontariato, proposti anche laboratori creativi per i più piccoli e street food per i più golosi. Le attività culturali che si fanno dentro il parco, per esempio abbiamo una delegazione del gioco dell'oca di Milano che vengono giù con i costumi loro tradizionali e praticamente fanno un'attività ludica per i bambini che sarà veramente molto, molto apprezzata. Festa nell'unione di più territori. Abbiamo inaugurato una mostra per quanto riguarda la Madonna della Salute come venerata in tutta Italia e soprattutto nel Veneto. È una collezione privata di un nostro amico dell'associazione, appunto, il signor Luciano Busato di Maerne, che ha fatto una ricerca nazionale e ha trovato ben 550 Madonne della Salute che vengono commemorate per altre motivazioni dalla nostra.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà degli alberi schiantati a causa del maltempo che ha colpito la montagna bellunese a fine ottobre, inizio novembre. Ospite in studio il professore Emanuele Lingua, docente all'Università di Padova. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo tuttavia si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi. Massime oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.